Buonasera a tutti ragazzi, stavolta una cosa davvero bizzarra. Nei cieli in Brasile è stato ripreso una figura un po' strana, quindi a forma angelica. Quindi questo è stato fatto da un video amatoriale in effetti, quindi questa entità che appare dietro alle nuvole si muove davvero in modo angelico, quindi poi improvvisamente scompare. La registrazione è stata fatta in pieno giorno, quindi si presume che sia anche stato difficile farlo con qualche, diciamo, essere illuminata da qualche cosa o da qualcuno. Quindi era pieno giorno, quindi era un po' difficile, ciao, come dirla, fare una cosa così. Quindi non assomigliava a nessun tipo di aereo o qualcos'altro, quindi in effetti questa figura sembra uscire da una grande nuvola e poi gradualmente si na- nasconde, diciamo, scompare dietro un'altra nuvola, quindi sembra diciamo, una riflessione della luce, ma poi in effetti si vede proprio il movimento tipo angelico, quindi ha persino l'aspetto, diciamo, armonioso. In effetti quello che dico nel video è stato registrato durante. Poi no, metterò il video sotto a questo, diciamo, video che sto facendo, metto il link dopo. Quindi ciò renderebbe difficile fare una cosa così perché a causa della luminosità pomeridiana, quindi si pensava che era stato qualche spettacolo con le luci, queste cose qua, però è stato fatto in pieno giorno, quindi sarebbe stato anche troppo difficile generare una cosa così. Quindi sembra anche andare molto veloce, fluido, quindi non è qualche cosa che possiamo, diciamo, proiettare, diciamo, nel cielo, sarebbe troppo difficile, anche perché è pieno giorno. Quindi ragazzi, vi metto il link sotto a questo video, così guardatelo, poi dite che cosa è. Non lo so, è una cosa bizzarra, una cosa strana, non lo so ragazzi. C'è da pensare, però non posso dire è un angelo oppure no, però in effetti sembrerebbe un movimento angelico, è un fascio di luce che ha la figura di un angelo che si muove nel cielo. No, no, parlo proprio di un tipo, una raffigurazione tipo di un angelo che si libera con le sue ali nel cielo, quindi ci sta proprio la forma in effetti. Quindi non è un gioco di luce, capisci? È proprio si vede, poi sì, sì, l'ho ricevuta, l'ho ricevuta. Vabbè, io la metto poi, non lo so, ti dico una verità se è falsa o se non è falsa. Io metto il video anche perché non è mio, quindi non posso metterlo io. Quindi poi decidete voi, non lo so, io metto solo la notizia. Ho visto questo video strano, quindi l'ho voluto dire, anche perché sta girando sul web, però se devo dire è falso, è vero, non lo so. Sembra, non lo so, guarda, no, non è tridimensionale in effetti, no, è come una figura. Vabbè, non ti preoccupare, io adesso vi saluto ragazzi e vi metto il link. Poi dite voi che cos'è sta cosa perché è curioso un poco. Poi lasciatemi il commento sotto al video e dite Giuseppe secondo me è questo, Giuseppe secondo me è quello. Quindi un saluto ragazzi e lasciatemi il commento. Sì, come dire, la guarda e poi metti il commento sotto a che cosa pensi che sia. Io non lo so, la verità non lo so.